Ferma lungo la strada, i lampeggianti accesi, un ferito già caricato, pronto per essere trasportato in ospedale. È una tragedia quella che si è consumata poco prima delle 9 lungo la strada regionale transpolesana, dove un'ambulanza della Croce Verde di Adria è stata travolta da un'auto, un Audi con targa tedesca, sopraggiunta in direzione Rovigo ad alta velocità. Il primo incidente è intorno alle 8:40, quando un autoarticolato fermo in questa piazzola di sosta si è immesso lungo la Transpolesana. Un veicolo che sopraggiungeva si è scontrato con il mezzo pesante, a sua volta tamponato da una Fiat Panda. L'impatto dell'Audi con l'ambulanza è stato devastante. L'autista, un 57enne di Badia Polesine, è stato sbalzato a metri di distanza. Colpi terribili anche per l'infermiera all'interno, una professionista di lunghissima esperienza. Il bilancio finale di 6 operatori dell'ULSS 5 Polesana feriti. I più gravi l'autista trasportato in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona e l'infermiera trasportata a Padova. Tutti e due sono in prognosi riservata. Le condizioni degli altri 4 coinvolti ricoverati negli ospedali di Legnago e Rovigo non destano preoccupazioni. Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Legnago per pochi metri, ma lo scontro è accaduto in provincia di Rovigo. Grande la preoccupazione tra i colleghi dei feriti, vicini a loro e alle loro famiglie. Noi siamo vicinissimi alle famiglie dei 2 operatori, l'autista, soccorritore e l'infermiere coinvolto. Siamo sempre a disposizione per dargli anche un supporto morale. Siamo sempre qua noi. Un mestiere sempre più a rischio, aggiunge Davide Bonapace. Siamo sempre più allibiti da quello che sta succedendo, soprattutto per le figure professionali che una volta venivano chiamate angeli, che oggi sono dimenticate, dove a livello nazionale non c'è un riconoscimento contrattuale, dove a livello regionale c'è un riconoscimento, ma non una giusta retribuzione. Parliamo da infermieri che fanno turni massacranti con retribuzioni minime, ad autisti che siano degli enti pubblici o enti privati con stipendi che anche là non sembrano veramente bassi.